Il campionato di Serie D girone I si è infiammato, adesso è in vetta alla classifica, a pari punti ci sono ben tre squadre, Savoia, 9 Gea Virtus e Athletic Club Palermo, con la Regina in agguato a soli 2 punti. Più staccata invece c'è la Nissa che domenica sarà ospite del pericolante Castrum Favara. Ad Enna sullo 0-2 per gli ospiti del Vigo Lamezia, la partita è stata sospesa per nebbia. Tornando a parlare del Castrum Favara, brucia la sconfitta subita a Milazzo che fa precipitare la squadra di Piero Infantino in terzultima posizione in piena zona retrocessione. Bisogna dare un'inversione di marcia e domenica arriva il Brucolere, come detto prima, la Nissa in uno scontro drammatico che non bisogna perdere. Nel girone A di eccellenza si inceppa alle 8 il Lecata di Lillo Bonfatto, fermato sul pari da un ostico Don Carlo Misilmere. 1-1 il risultato finale. L'avete sempre ben salda, ma bisogna evitare ulteriori passi falsi, anche perché le dirette rivali sono sempre in agguato. Vince fuori casa l'Unitas, sciacca sul campo del Cus Palermo, mentre il Camarat va a pareggiare a Bagheria. Ed ora l'Acregas, amaro pari esterno della compagine dei Templi, al Gonzales contro una irriducibile Noto, che consente al Priolo, vittorioso a sua volta con il Santa Croce Cromerina per 2-1, di portare a 7 i punti di vantaggio. Campionato deciso a 9 giornate dalla fine, la matematica dice ancora di no. Poi nel calcio può succedere di tutto e ci sarebbero però un paio di finestrelle da non sottovalutare, e cioè la Coppa Italia e playoff. Ritornando alla gara del Gonzales, la gara si era messa subito bene per i colori biancazzurri grazie al vantaggio di triplo all'ottavo. Nei secondi 45 minuti il Noto spingeva maggiormente per pareggiare i conti e ci riusciva dopo qualche tentativo. Al 73esimo un beffardo diagonale di Rossito indovinava l'angolo giusto e riusciva a pareggiare. Poi l'Acragas con Gatto e Jama colpiva attraverso e palo, ma non è assolutamente giornata. Mercoledì prossimo ancora in campo per affrontare il ritorno di Coppa Italia, fuori casa a San Giovanni Gemini, l'andata ricordiamo è terminata 4-1 per l'Acragas, e poi domenica al Totorusso di Aragona in campionato ci sarà la Sommatinese. In promozione A vincono tutte le compagini agrigentine del girone B di promozione e così migliorano la propria classifica. Aragona e Gemini mantengono le parti alte della classifica, mentre la Margheritese entra nella zona playoff. Bella vittoria esterna del Casteltermine che espugna il campo del Cus Palermo per 2-1. In prima categoria concludiamo girone B, hanno vinto tutte le squadre di testa. Per la classifica così rimane immutata. Infatti il Fada ha recuperato soffrendo e ha superato il Colomba Bianca e mantiene 3 punti di vantaggio sulla coppia Empedoclina e Cianciana. Fada infatti ha 34 punti, Empedoclina e Cianciana di punti ne hanno 31, 4 i punti di ritardo dall'Alessandria La Rocca che si ritrova a conto 29. Il prossimo turno l'Empedoclina sarà ospite del Colomba Bianca, il Cianciana giocherà in casa con la Belsitana, mentre poi ci sarà il big match ad Alessandria La Rocca dove sarà ospite della giornata la capolista Fada. Allora, direttore, si doveva fermare il Priolo, invece ha ulteriormente rallentato l'Acregas e si complica quindi ulteriormente il cammino dell'Acregas. Sì, dovevamo oggi sperare di fare una prestazione un po' diversa da quella che poi abbiamo realmente fatto. Siamo andati in vantaggio subito, però poi non siamo stati sufficientemente bravi a chiuderla, anche in un paio di occasioni limpide che abbiamo avuto. Tra l'altro abbiamo preso anche un paio di un palo, una traversa, però la legge del calcio è dura ed inesorabile, quindi quando non la chiudi il rischio di prendere il gol c'è sempre, noi l'abbiamo preso, non abbiamo avuto poi una reazione concreta all'altezza e quindi alla fine è finita così. Recriminazioni forse sul colpo di testa di King, il portiere gli ha rovinato addosso, forse quello poteva essere un rigore, poi l'infortunio di Manna comunque ha condizionato un po' anche i cambi. Ma indubbiamente gli episodi fanno parte del gioco.
se un rigore c'è o non c'è lo decide l'arbitro, se lo dà bene, se non lo dà è un rigore non dato, quindi non ci soffermiamo sugli episodi. Indubbiamente l'infortunio di Manna ci ha costretto a fare il doppio cambio per mantenere le categorie under in campo, e quindi qualche alternativa ce la siamo giocata, però non è un attenuante, è andata così e basta, andiamo avanti. Il Priolo allunga a +7, che cosa significa? Significa che sono più bravi di noi. A chi è più bravo di noi bisogna fare solo i complimenti, fare gli applausi. Noi comunque continuiamo, perché comunque il campionato, le partite diminuiscono, ma ce ne sono ancora tante, e poi ad aprile vediamo dove arriviamo. Intanto mercoledì c'è l'impegno di Coppa. Impegno di Coppa da non sottovalutare, a questo punto diventa fondamentale non steccare le partite in Coppa, perché mancano 5 partite alla finalissima che porta in eccellenza. È un obiettivo che dobbiamo coltivare con lo stesso impegno e con la stessa dedizione che abbiamo riservato al campionato sinora, lo continueremo a fare. Da martedì si riprende solo con il lavoro. Mister, avete fermato ulteriormente l'Agragas, avete fatto un bel favore al Priolo che è salito a +7, con una bella soddisfazione per voi. Ma guarda, te lo dico con molta onestà, noi il favore ce lo siamo fatti da soli, non facciamo favori a nessuno perché dobbiamo guardare il nostro percorso. Siamo attardati perché abbiamo fatto un inizio poco felice, adesso ci siamo insomma rimboccati le maniche, veniamo, questo è il 6º risultato utile consecutivo, quindi insomma ci dà sicuramente forza. Credo che alla fine lo abbiamo anche meritato per come abbiamo giocato, cospetto di una squadra che è fortissima e che sicuramente mi sembra un po' troppo lungo il distacco che c'è, però purtroppo a volte nel calcio gli episodi fanno la differenza, quindi noi, ripeto, siamo contenti per il nostro di percorso perché abbiamo un obiettivo e vorremmo raggiungerlo, quindi non è un discorso Agras o Priolo, loro stanno facendo un campionato a parte e se la vedranno loro fino alla fine. Noi, come abbiamo giocato oggi con l'Agras, giocheremo con tutte le squadre perché, ripeto, non possiamo permetterci di sbagliare, dobbiamo provare a fare il massimo, quindi questa, diciamo, è la nostra strada. Era questa la partita che si aspettava? Beh sì, tra l'altro eravamo veramente in grossa emergenza, abbiamo finito insomma la partita con 2 centrocampisti in difesa perché dietro purtroppo abbiamo parecchie emergenze. Sapevo comunque che l'Agras era forte, sapevo che potevo fargli male sugli esterni, abbiamo provato a prepararla così, a tratti ha funzionato. Credo che abbiamo avuto anche parecchie occasioni onestamente che potevamo sfruttare, ovviamente anche l'Agras, ma l'Agras insomma è veramente una squadra forte, ben allenata, ha tutto per arrivare e credo che ancora comunque ci sia la possibilità. Noi sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima, penso che quando insomma metti quel qualcosa in più, qualcosa di buono la raccogli, e io oggi sono soddisfatto dei ragazzi. Grazie mister. Grazie a voi.